Ok, attenzione allora. Silenzio. 3, 2, 1. Non hai più albe di colombi saltellanti sulle pietre a becchettare briciole di pane, trincerati a nascondiglio sotto i cornicioni, all'assalto dei branchi in perpetua transumanza, col caporione in testa, ridenti mascheroni di un nero carnevale. Città assalita e violentata, città sconvolta dagli odi di fazione, comune medievale dilaniato da guerre d'ambulanti e gondolieri, capeggiato da lieti albergatori, feroci timonieri di carri di ciarpame da spacciare a turisti amici e loro imbonitori, nel nome del denaro e del leone. Città senza futuro né presente, bordello, giostra e baraccone, senza anima, senza battito vivo d'esistenze, città impotente che sei di tutti e di nessuno, prostituta ciarliera d'altra vita, ma fedele ogni notte al suo lampione. Città senza alcuna fede, senza più gioia né dolore, senza nemmeno la dignità di chi sa morire senza clamore. E di noi che fummo tuoi, e amammo un tempo i tuoi muri scrostati, il mormorio sommesso dei tuoi lenti canali. Di noi ti resta la stanca rabbia che si fa rassegnazione, della tua laguna, dolce di silenzi all'imbrunire, un lungo canto che va a finire. Benvenuti nei nostri studi di Venezia TV, benvenuto al professor Francesco Sassetto, poeta, come abbiamo sentito, e scrittore. Un veneziano come ormai pochi ne sono rimasti, i motivi tanti di noi li sanno già, ma li scopriremo nel corso di questa lunga intervista e abbiamo scelto di iniziare proprio con una poesia scritta da lei su Venezia, che è stata descritta come ormai tanti veneziani la vedono. Come? Sì, anzi la poesia è tratta dalla mia ultima raccolta che si intitola Ad un casello impreciso, edita da Valentini, editrice di Padova, dall'editore Stefano Valentini, che è anche un critico letterario di alta caratura. Ecco, la poesia parla di Venezia come la vedo io, veneziano da 50 anni, oggi, cioè una città che è appunto prostituta, che ormai secondo me e secondo i molti pochi veneziani rimasti è morta, è defunta. Interrogarsi sulle ragioni di questo processo, che è stato lento ma con una forte accelerazione negli ultimi 10-15 anni, è quello che facciamo spesso, e le ragioni però sono sotto gli occhi di tutti. La sparizione degli abitanti che sono andati tutti in terraferma per i costi proibitivi della città. Poi è sparito soprattutto, e questa è la cosa più dolorosa, perché toglie buona parte del tessuto civile più vivo della città, il ceto medio. Sono rimasti un'alta borghesia colta, raffinata, e un ceto largo, diciamo socialmente basso, di motoscafisti, di tassisti, di gondolieri, intromettitori, banchettari vari che hanno il vero potere di Venezia, che gestiscono loro le attività economiche che ormai sono l'esclusiva molla della città. Tutto sembra sempre più concentrato sul guadagno, grossi guadagni che vanno in mano a pochi. E una città quindi in funzione della pura economicità è una città che muore, una città vetrina. Certo, la conseguenza più drammatica, più evidente la leggiamo sui giornali e la viviamo noi sulla nostra pelle tutti i giorni. Recentemente ci sono state le manifestazioni all'ospedale civile perché un ospedale che sta chiudendo, perché questo è in effetti, toglie un servizio, mi sembra dire una cosa ovvia, fondamentale in una città. A maggior ragione tenendo conto che l'alternativa all'ospedale di Mestre non è a Mestre, è fuori Mestre. Raggiungerlo
con i mezzi pubblici normali è molto difficile, molto scomodo per un veneziano che stia in un quartiere un po' più periferico come io, Castello, o non parliamo chi sta in un'isola, ci vogliono 2 ore per raggiungerlo, quindi è drammatico. Tutti i servizi essenziali sono spariti, questo c'è poco da dire. Penso in particolare a negozi, esercizi storici come erano i Fratelli Reggini, gomme varie come erano Marforio e tutto quello che di una città fa una città, i cinema per esempio. C'è un unico cinema, il Giorgione e l'Astra al Lido. Certo, si dirà c'è l'Arena San Polo, sì, d'estate 1 mese. Venezia aveva 20 anni fa 10 cinema. Le librerie chiudono, una città in cui le librerie chiudono, ecco, come si fa a parlare di cultura? Si discute sull'eventuale candidatura a Venezia capitale della cultura. Certo, quella esclusiva, quella dei grandi eventi, della Biennale, della Mostra del Cinema, dei vari convegni di grandissima importanza all'Istituto Cini, all'Istituto di Arte e Lettere, all'Ateneo Veneto, ma la cultura non è il momento esclusivo del grande evento, è il piccolo e il medio evento, quello diffuso, quello comune, che c'è sempre meno e che impoverisce la città. Ecco, lei ha toccato una questione importante che è molto calda e soprattutto molto sentita negli ultimi giorni, ovvero quella dell'emergenza della sanità veneziana e della chiusura dell'ospedale civile. I veneziani che manifestavano una settimana fa proprio di fronte all'ospedale erano tanti, erano combattivi ma anche disperati perché hanno paura, mi diceva proprio un signore, se mi viene un infarto io non sarò mai salvato. Certo. Lei ha paura? Sono un fatalista, quindi spero, però c'è da aver paura, perché non è solo il reparto che chiude, che già è gravissimo, ma è tutta la struttura che è debolissima. Il trasporto in ambulanza è ridotto quasi a nulla, cioè le ambulanze dell'ospedale pubbliche intervengono solo in casi gravissimi. Esistono poi anche le società private come la Sanitrans o il servizio di Croce Verde che è gratuito, ma purtroppo ne so perché ho una madre anziana e non deambulante che ha bisogno del trasporto in ospedale anche per un semplice esame, o si affronta con la Croce Verde una trafila di prenotazioni lunga e farraginosa, o si poteva pagare prima della Sanitas, ma anch'essa sono in riduzione d'organico e dopo l'1 o le 2 del pomeriggio praticamente dicono ti portiamo e non ti andiamo più a prendere via. Anche questo è gravissimo. Quindi mi sembra che ci sia un disegno, perché non è un caso. L'Italia è piena di città d'arte, Firenze è una città d'arte ma rimane Firenze con i servizi, con i negozi, caotica magari, qui invece proprio rimangono solo quelle strutture, quelle situazioni che servono ad attirare i turisti, attirare denaro fondamentalmente. Quindi lei parla di un disegno volto a smantellare quella che è Venezia, la vera città, i veri veneziani. In queste immagini stiamo vedendo proprio parte della manifestazione che c'è stata sabato scorso, che è stata organizzata da Venezia.com con questa, non so se lei ha seguito, ma c'era proprio questa sorta di rappresentazione teatrale che dimostrava la tragicità di quello che i veneziani si trovano ad affrontare. Poi facevano vedere un ospedale in cui non c'è più nessuno ormai perché tutto è spostato a Mestre, ma con le difficoltà che ci sono
le stesse persone che devono portare assistenza a un eventuale ammalato che da Venezia a Infatti, Mestre si parlava di prendere addirittura un giorno Sì, di lavoro. ma Quindi le questo è difficoltà quello che sono tante, facciamo. chi non vive a Venezia non lo capisce questo. No, è quello che è triste. Il turista o comunque il non veneziano vede solo l'aspetto buffo della città, o perlomeno curioso, strano, e non sa queste cose, e però quello che è ancora più drammatico è che non si interroga, non chiede come funziona, come si vive. Strano, nell'era di internet in cui basta 10 minuti in rete per acquisire mole di informazioni, abbiamo un turismo sempre più superficiale e ignorante, cioè non animato da una vera ansia di conoscenza, desiderio di conoscenza di una città strana sicuramente, ma che ha una sua logica. Certo che non è facile capirla, ci vuole attenzione, ci vuole pazienza, ecco, e quindi anche verso i turisti il veneziano ha assunto tutt'altro atteggiamento rispetto al passato. Venezia è città aperta, cosmopolita da sempre, lo straniero è sempre stato una risorsa però non un pollo da spennare come sta diventando sempre più. E il veneziano era disponibilissimo, ma adesso maree di turisti tutto l'anno che invadono vaporini, altri mezzi pubblici, calli, callette, porta a un incattivimento, anche perché è un essere scortesi. E dicevo proprio perché il veneziano si sente espropriato di qualcosa che gli appartiene. La città non è più sua, è cosa d'altri, e quegli altri non sono categorie, sono persone molto, molto precise. Ecco, lei sostiene che in tutta questa situazione che riguarda appunto la sparizione di alcuni fondamentali servizi di cinema, libreria, come abbiamo detto finora, si cerca un colpevole, Sì, una sorta di sì, colpevole, sì, di dare la colpa a qualcuno. A sì. chi? Quelle categorie forti economicamente che sappiamo benissimo, che le vediamo. Venezia ha dei primati unici in Europa, i tassisti acqui senza tassametro, eppure se ne è parlato più volte di mettere un tassametro e quindi stabilire dei prezzi. Certamente il taxi acqueo costa di più, il tassametro non ce l'hanno. Quando lo racconto a amici francesi o tedeschi non mi credono. Negozi senza prezzi esposti, per cui il prezzo diventa abbastanza discrezionale. E solo per fare così i primi esempi che possono venire in mente, cioè il tasso di illegalità in questa città è alto. Certo non è la illegalità che uccide, Sì, non la criminalità, non è la quella vera e propria. criminalità, anche se tutto sommato Felice Maniero è cresciuto qua, insomma, i suoi amici. E i bed and breakfast che aprono a centinaia sono tutti illegali, perché devono fare altri bagni che non hanno assolutamente nessuna autorizzazione, nessun permesso, per cui sembra che il governo cittadino in realtà non governi affatto, o governi molto poco, mantenga lo status quo. E la tensione in città, veneziani, turisti, problemi, assenza di servizi, la tensione cresce come non era mai cresciuta, dalla spintina, lo sguardo, l'accenno della baruffa in vaporetto, così è continuo. E direi che siamo riusciti qui a inventarci un capro espiatorio, anzi proprio vero e proprio. Da mesi, da anni ormai si parla del problema dei venditori abusivi di borse africani. Ecco, io credo che il fatto sia veramente un capro espiatorio, cioè non sia un problema, o se è un problema non è certo il più grave. È interessante che questo lo dica un veneziano. Perché? Ma perché io vedo benissimo sulla riva degli Schiavoni, in altri campi, venditori abusivi, ma questo accanimento contro di loro, questi inseguimenti, queste corse, queste romanze, che è giustissimo, ma allora o si applica una legalità a tappeto o è ridicolo. E ridicolo è anche un po' cattivo, perché questa gente, bene o male, viene qui, fa questo, vende
merce taroccata sicuramente, ma per mangiare. E parlare addirittura di armare i vigili urbani per le eventuali aggressioni mi sembra veramente pericoloso. I corpi armati sono polizia, carabinieri, finanzieri, e quindi vedo questo accanimento proprio perché è facile, perché sono l'ultimo anello, sono il più debole contro cui coagulare questi sentimenti e questa atmosfera ormai proprio non veneziana di tensione, di insopportazione verso un nemico comune. Non è storicamente un fatto nuovo, rimane un fatto drammatico. Io che scrivo poesie penso che la poesia debba anche servire per dire le cose, per dire la verità o quella che a me sembra una verità. Più volte ho scritto dei testi su questo argomento e ne avevo scritto un ultimo inedito, non nella raccolta, che se possibile mi piacerebbe leggere. Un inedito proprio qui, Sì, tra l'altro sì, da così noi, era. su Rete Veneta e Venezia TV, Pietre e Lenzuola. Sì. Prego.